Telespettatori, ben ritrovati a Storie di Famiglia. Questa sera sono 3 i racconti che porteremo in studio. 3 storie con un denominatore comune: la famiglia. La famiglia, quella che è stata rubata ad un padre e a una madre da un ladruncolo. La famiglia che una donna cerca di tutelare a tutti i costi, i propri figli. E la famiglia, punto di partenza e arrivo di un uomo che ha fatto il giro del mondo in aereo. Ma partiamo dalla prima storia, quella di Gino Cederle. Ascoltami, guardami negli occhi, potevi essere tuo nonno ormai, E hai visto il portafoglio, hai preso quello che c'è dentro, ti sei accorto che c'erano delle fotografie. Ecco, te lo giuro, mi metto in ginocchio, mandami le fotografie dei miei figli. Non voglio altro, non ti denuncio, non faccio nulla, però cerca di mandarmi le 2 fotografie e ancora ti dico grazie. Le parole di un padre, di un uomo cui il destino negli anni ha tolto 2 figli. Le parole di un padre che vive il dolore ogni giorno e chiede di poter avere indietro almeno quello a cui tiene di più. Il destinatario di questo appello non è una persona qualsiasi, ma un ladro, il ladro che gli ha rubato il portafoglio. Ma a Gino Cederle non interessano documenti o soldi, lui rivuole indietro le foto dei suoi 2 figli, morti anni fa. Immagini che l'uomo portava sempre con sé, proprio in quel portafoglio. La beffa è che il dramma personale di questo 71enne di Sandona di Piave è nato da un gesto di generosità, di altruismo. L'anziano è molto conosciuto in città, guida i pullman che portano i ragazzi in discoteca. Per questo lavora sempre di notte, come martedì scorso, quando ha notato un giovane che si trovava nelle vicinanze della stazione a TVO, un giovane straniero. L'avevo già visto qualche volta a Sandona, mi sono fermato e ho caricato. Mi ha chiesto Gino, lui sapeva che il mio nome, Gino mi accompagni fino a Sandona? Prego, l'ho caricato. Il ragazzo dice che deve andare a Mussetta, poi, arrivato a destinazione, dirige l'ignaro Gino in una via buia e isolata. Come ho rallentato, avevo visto nel cruscotto, aveva visto il mio portafoglio, mi ha preso il portafoglio, mi stava dando un pugno, è scappato. Ho provato a inseguirlo, ma lui è scappato, ha saltato una siepe ed è fuggito. Dentro, oltre ai soldi, le foto di Alessandro e Alberto, i suoi ragazzi, morti a 24 e 32 anni, entrambi in 2 incidenti sul lavoro. Uno faceva il camionista e l'altro faceva il conduttore di pullman. 2 figli, 24 e 32 anni, si figuri lei se non sono ricordi. 2 tragedie in pochi anni che hanno stroncato una famiglia. Sono riuscito a reagire. Mia moglie si è lasciata un po'. Col primo ha tenuto, col secondo si è lasciata. Ed è sempre quasi, 24 ore su 24 a letto. Gino è andato avanti portando sempre con sé in tasca l'immagine dei suoi figli, fino a quella notte. È disposto a parlare direttamente con lui, con il giovane che lo ha derubato. Vuole soltanto poter stringere nel cuore quel ricordo perduto. Se tu mi stai guardando o chi mi sta guardando, se trovate questo portafoglio, mandatemi le fotografie. Questo era l'appello di Gino Cederle che aveva fatto a fine settembre, subito dopo appunto che gli era stato rubato questo portafoglio. All'interno c'erano queste 2 foto preziosissime per lui, certo ne ha delle altre, ma quelle erano particolari. Ebbene, Gino Cederle è qui con noi questa sera. Gino, buonasera. Buonasera a lei. Le ha ritrovate quelle foto? No. Ho cercato in lungo e in largo, ho telefonato, ho fatto, ma inutilmente. Questa persona che le ha portato via il portafoglio la conosceva bene? L'ha chiamata per nome quando sì, lei mi conosceva senz'altro, però tutti quelli che faccio salire la notte quando lavoro, uno di questi era anche lui, però, ripeto, ho provato in lungo e in largo e nulla. Era bene così lo stesso. E rivivo con quelle che ho a casa. Alberto e Alessandro, i suoi 2 ragazzi, morti tragicamente in 2 infortuni sul lavoro a distanza di 11 anni l'uno dall'altro e in circostanze abbastanza analoghe. Quasi uguali. Li vediamo in queste 2 foto. Grazie. Queste 2 foto che le sono rimaste, non sono quelle che erano dentro al portafoglio, però, per le quali lei è qua e rinnova l'appello. Esatto. Questi 2 ragazzi che l'hanno lasciata, hanno lasciato lei e la moglie Daniela nel fiore dei propri anni. Ci ricorda quei momenti? Sono cose troppo pesanti da descriverli per un genitore. Non sono capace di parlare, perché quando
io parlo con gli amici, rido, scherzo, e infatti gli amici mi dicono sempre: Gino, a te sì va bene la vita, infatti se sapessi cosa c'è dietro, però lo nascondo bene. Chi non la conosce, Chi non mi chi non conosce, sa esattamente ovvio, quello che le è capitato. Lei nonostante tutto è rimasta sempre una persona molto positiva. Cordiale, affabile, amorevole, con tutti, e se posso aiutare, aiuto chiunque. Tant'è A vero Venezia che mi conoscono bene chi ero. Io ho fatto 20 anni a Venezia, facevo lo strillone, vendevo i biglietti delle lotterie. Se lei va a Venezia domani e chiede, era quello che gridava quei biglietti, nell'angolo lui Gino, è il matto. Eravamo in due a Venezia, due simboli di Venezia, uno che vendeva piante e fiori e io che vendevo biglietti. Eravamo due istituzioni di Venezia. I giornali ne parlavano quasi tutte le settimane di me e di questo signore che vendeva le piante e i fiori. lei è una persona sempre positiva, Sempre nonostante positiva, le disgrazie forti che le sono rimango capitate. positivo. E sempre propenso ad aiutare gli altri. Certo, Anche se quella posso famosa notte. e fortunatamente abbiamo 100 lire e possiamo aiutare qualcuno. Attualmente stiamo aiutando più di qualcuno. Anche il ricordo dei propri Certo, figli. il ricordo dei figli, per quello che ci hanno lasciato loro. Adesso lo diamo a chi ne ha più bisogno. Quella notte, quando le ha rubato il portafoglio, lei stava facendo il solito giro. Certo. Che cosa fa di solito, quindi, di sera lei? Niente, io vado nelle discoteche verso l'una, mezzanotte e mezza, l'una di notte e aspetto che mi chiamano. Mi chiamano per telefono: Gino, mi viene a prendere a Ceggia che devo andare in discoteca A. Gino viene a prendere a San Donà che devo andare in discoteca A. Li vado a prendere e aspetto. Al mattino, che tutti sono un po' alticci, quasi tutti diciamo, allora c'è la confusione, tutti hanno premura: Gino tocca a me, Gino portami me, Gino devo andare di qua. E Gino fa sempre questo, con questi ragazzi che malauguratamente Non si comportano talvolta come bisognerebbe. Nel bere e nelle altre cose. E lei diventa un po' il loro angelo custode. Certo, è ovvio, sono proprio l'angelo custode di loro. E quella sera invece non ha trovato un angelo custode, ha trovato un diavoletto? Sì, che ha fatto di me quello che ha voluto e della mia famiglia e soprattutto dei miei due figli, con questa fotografia, che la porto sempre in cuore. Però lei era in macchina quella sera? io le stavo portando verso Musetta. Arrivato al posto mi ha detto: fermati qua. Mi ha preso il portafoglio e ha detto: stai buono. Mi ha buttato via le chiavi della macchina e lui è fuggito. Ho perso documenti, ho perso i soldi, ma per quelle cose sono tutte cose che si possono sorvolare. Ripeto, sempre che le due fotografie, che erano due fotografie mie, personali mie, di me, di Alberto e di Alessandro, e che non ce le ho più. E che nessuno potrà ricordargliela. No, ovvio. Mi ha telefonato parecchie persone, un fotografo che ha visto la trasmissione precedentemente da Bari, ha detto: lei, ho visto la trasmissione così, la voglio aiutare io, le faccio io, ma le ho detto: non c'ho nulla in mano. Ecco, anche questa persona, un signor di Padova, un fotografo di Padova, più di una persona mi ha chiamato per potermi aiutare, però non c'ho nulla in mano. Di conseguenza le fotografie sono andate assieme al portafoglio. Noi speriamo che questa sera magari questa persona che lei aveva cercato di aiutare, che invece poi si è comportata in quel modo, magari ci ripensi, Questi che non si cerchi mettono di la mano trovare... alla coscienza. Il portafoglio lo può lasciare in qualsiasi Madonna, cassetta della posta, che lo lasci... Ormai i documenti li ho rifatti tutti, patente, carta di tutto, ho rifatto tutto. Ma non le foto di Alessandro e di Quelle Alberto. non tornerò mai. È un numero di telefono di una persona che i miei figli hanno aiutato. Un numero di telefono di una persona che i suoi figli hanno aiutato. Uno dei due figli hanno aiutato. E l'hanno aiutata certo, dopo che erano mancati. Sta vivendo con degli organi i miei figli. Quindi lei all'interno di questo telefono, di questo portafoglio aveva un numero di telefono di una donna che l'aveva contattata. Dicendomi: lei è così e così, è il papà di... Sì. Ecco, guardi, io ho pancreas e fegato di Alberto allora. E anche questo è un numero di telefono che a me non
più trovato neanche. So che questa persona abita Ad a Abano Vecchiaia. Terme? Ad Abano mi diceva. Abita Abano, ma non c'ho altro. Mi chiamava ogni tanto, mi ringraziava sempre. Tutto questo. Questa signora era riuscita a rintracciarla? Sì. Era stata lei Sì, che aveva chiamato lei e Daniela? Mi sembra per il giornale La Nuova sia riuscita a rintracciarmi. Attraverso un giornalista. Sì. E cosa le ha detto questa donna quando vi siete sentiti la prima volta? Più di qualche volta, siamo sentiti, penso che nell'arco di 6 anni che Alberto, ma che siamo sentiti 4-5 volte, entusiasta, sta rivivendo un'altra vita con gli organi. Questo è di Alberto. Alberto è mancato nel 2005. 5. 11 anni prima. No, Alessandro. No, troppo allora, 96 Alessandro, 2009 Alberto. 13 marzo 2009, 6 anni fa. E stavano lavorando? Tutti e due stavano lavorando, uno era autista della TVO di qui di San Donato di Piave e l'altro era camionista della Lisea, delle immondizie di Lido Jesolo. Però disgraziatamente sono morti nella stessa maniera. Tutti e due, nessun graffio nel corpo, nelle gambe, nel braccio, tutti e due nel cuoio capelluto, ha perso il cranio tutti e due. In 2 momenti diversi. Nonostante ciò, lei e sua moglie non vi siete mai persi d'animo, perché anche ora continuate ad aiutare tutte le persone che incontrate. Certo, tutti i giorni. Lei attraverso il suo lavoro, lavoro verso i giovani. Sono pensionato, ho il mio lavoretto. E questi... Ma anche con quello che potete, certo. nell'ambito della vostra parrocchia. Certo. Lei è una persona veramente che si merita ogni bene, sia lei che sua moglie. Noi ci auguriamo tanto che questa sera questa persona che invece quella sera di fine settembre l'ha incontrata e che probabilmente non pensava che ci fossero delle cose così preziose all'interno di questo portafoglio, ci possa ascoltare e che magari possa, anche se magari pensa di aver buttato via il portafoglio con le foto, ritornare indietro, ripensarci e andare in cerca di queste 2 foto così preziose per il nostro Gino Cederle. Me lo auguro di cuore veramente. Signor Gino, io la ringrazio tantissimo, il mio in bocca al lupo più sincero e un abbraccio forte a lei e a Daniela. Storia di famiglia si ferma qui, noi ritorniamo tra poco, subito dopo la pubblicità, con un'altra storia. A tra poco. La seconda storia di questa sera riguarda una giovane mamma di Treviso, Nicolina Migliozzi, che è qui con noi. Buonasera Nicolina. Buonasera. Con lei c'è anche Alessandra Gava, referente del SUNIA, il Sindacato Inquilini di Treviso. Avrete capito, parliamo di Nicolina, che è un po' l'esempio di quelle donne, di quelle famiglie in difficoltà che per problemi proprio legati anche all'accudimento dei figli lavorano, sì, ma con uno stipendio che non è abbastanza sufficiente per pagare un affitto. Tant'è vero che Nicolina, che abita a Treviso, con un affitto da 400 euro al mese, ormai da parecchi mesi non riesce più a coprire. No. Cosa sta succedendo, Nicolina? Ho uno sfratto esecutivo in mano. Ho un precetto che è già scaduto il 6 di novembre e mi si dice che per pagare il debito degli affitti mancati devo vendere la macchina. Ricordiamo, Nicolina ha 2 bambini, un bambino di 5 anni, una bimba di 5 anni e un bimbo di 28 mesi. Sì. Li salutiamo naturalmente. E il bambino più piccolo purtroppo ha anche un grave problema di salute. Avrebbe la necessità, ricordiamo, ha avuto un intervento quando era
Molto 7 piccolo. mesi. A 7 mesi che cosa ha avuto Nicolina? Mi hanno dovuto asportare un rene perché non funzionava bene. Una difficoltà che tu hai affrontato da sola, Sì. perché tuo marito Sono separata. sei separata. E comunque sei riuscita a superare. Adesso però il bimbo avrebbe bisogno di una casa calda, soprattutto adesso Calda che soprattutto. E senza che gli cade l'intonaco addosso. Purtroppo non riesci non solo a vivere in questa abitazione che ha dei limiti strutturali, diciamo che non sarebbero proprio il massimo per un bambino che ha dei problemi di salute, Sì. tantomeno riesci ad avere un'abitazione più consona per No. garantire, diciamo, quella tranquillità fisica e di salute per i tuoi ragazzi. Sì. Tu lavori, vero Nicolina? Sì, io lavoro. Sono un autista, faccio l'autista per il servizio postale in subappalto e in appalto, perché mi hanno fatto un contratto di 12 ore, poi siccome ho scatenato una guerra mi fanno lavorare in subappalto con un'altra azienda e in totale riesco a fare 24 ore a settimana. Questo mese ho preso 480 euro di stipendio. Quindi lo stipendio non è proprio uno stipendio adeguato per una madre che No. riesca a pagare un affitto e No. mantenere bene i suoi figli sia sotto il profilo alimentare, quindi dar da mangiare bene. Solo da mangiare gli riesco a dare, perché alcuni mesi che Nicolas, il più piccolino, sta male, sono costretta a lasciare quasi mezzo stipendio in farmacia. Altri Ho aiuti? provato a cercare lavoro in giro, però lavoro non ce n'è. Se trovo vado a fare la badante, i servizi per le case, qualche amico mi chiama per fare i servizi ad aiutare la moglie a pulire i vetri o qualcosa del genere, perché comunque i miei figli devono mangiare, non posso farli stare senza. Lavori extra rispetto a quello che hai, quindi oltre Sì. alle tue 24 ore, Sì. perché quello stipendio che tu prendi per quelle Non mi 24 basta. ore non ti basta. Quando ci sono le bollette non mi bastano, non ce la faccio arrivare a fine mese. Tu le bollette riesci a pagarle perché hai detto che non posso lasciare i miei figli senza elettricità in casa, però il riscaldamento non riesci, mi Non dicevi. ce l'ho il riscaldamento, ho una stufa a pellet che serve per riscaldare tutto l'appartamento, che però non lo riscalda tutto perché è piccola. Le bollette le pago praticamente sempre scadute, perennemente scadute. Quando non ci arrivo mi staccano la corrente, non ho cosa fare. Avevo una bolletta del gas di 467 euro, che non so adesso se c'è stato un errore o quello che sia, comunque bisognava pagarla dal mese di aprile. Mi sono rivolta al comune per farmi dare qualcosa per pagarla e dal mese di aprile in settembre mi hanno dato i soldi e ho pagato la luce. Però mi hanno dato i soldi perché ho minacciato di farmi staccare il gas, anche se io il gas è solo per la cucina, perché non ci sono termosifoni, non c'è niente in casa, come si vede dalle riprese, insomma. Lì dove sta il lettino adesso di mio figlio, cioè io lo tiro avanti perché gli cade l'intonaco addosso. Alessandra, abbiamo visto la situazione, abbiamo sentito il racconto di Nicolina. Nicolina, coraggio, dai, qualcosa prima o dopo vedrai che si riesce a fare, noi ne siamo certi. Casi come quelli di Nicolina, Alessandra, posso darti del tu come immagino a Nicolina, Sì, sì. Tu ne senti tutti i giorni, vero? Purtroppo sì. Infatti io ti ringrazio dell'invito perché attraverso il caso di Nicolina sono qui a testimoniare la grave crisi che sta colpendo moltissimi inquilini in questo ultimo periodo. Sono qui appunto a sottolineare che il caso di Nicolina potrebbe domani capitare a qualunque cittadino che magari appunto per una separazione, per la perdita del lavoro oppure anche per una malattia, perché sottolineo, come Nicolina diceva, molte medicine e molti trattamenti
medicamenti adesso non sono più forniti dal sistema sanitario nazionale e quindi una situazione di normalità può in pochi mesi diventare una soluzione di emergenza. Io ho visto appunto le riprese, purtroppo l'appartamento appunto è in condizioni pessime e quindi, siccome il contratto d'affitto non è partito da molto tempo, probabilmente, dico probabilmente perché ho preso in mano la situazione solo nell'ultimo periodo, l'appartamento era già stato dato in condizioni non buone, perché abbiamo anche questo, no? Abbiamo poi che sul bisogno ci sono delle persone che cercano di trarre il maggior beneficio possibile, diciamo, sulla disgrazia degli altri. Quindi questo sì, purtroppo situazioni di questo genere sono sempre più frequenti e la richiesta appunto di avere, ad esempio come nel caso in questione, un alloggio popolare e quindi un alloggio il cui affitto sia correlato al reddito che Nicolina ha e quindi all'affitto che potrebbe pagare, diventa praticamente impossibile perché case popolari ce ne sono poche. Alcune sono chiuse perché sono in manutenzione o perché sono in questo famoso piano vendita e io mi sgolo, come me molti appunto colleghi che si occupano di questi, del mondo appunto degli affitti, per cercare una soluzione a questo. È necessario che tutti insieme, gli amministratori pubblici, le persone anche di buona volontà, mettano in moto un procedimento che possa avviare finalmente possano trovare una soluzione a questa problematica. Le case popolari devono ritornare ad essere utilizzabili per casi come questo. Ci ricordiamo, Nicolina vive veramente una situazione difficile. Tu sei originaria del Molise, mi dicevi. Sì. Sei arrivata qui in Veneto un po' di anni fa, ti sei sposata 17 anni fa. 17 anni fa, ti sei sposata con tuo marito, quindi sì, una famiglia normale, poi i casi della vita hanno voluto che tu e tuo marito vi siete lasciati, sì, e da questa famiglia sono rimasti i tuoi due bellissimi, amori. I tuoi due amori, questi che ti danno la forza veramente di andare avanti, vero Nicolina? la mia vita. Tu sei qua però da sola, non hai qualche parente, No. la catena familiare che può dare una mano in questi casi, una sono suocera, sola. una mamma, un parente che ti possa accudire i bambini quando tu lavori? No, E magari. quindi quelle 200 euro che ti dà tuo marito, Il mio ex, sì, il tuo ex, per il mantenimento dei bambini, mi dicevi prima, li do a una ragazza che mi mantiene Nicolas quando io sono al lavoro. quindi tu paghi una persona 200 euro, ne prendi 549, mi dicevi, al Sì. mese e hai 400 euro di affitto, una situazione veramente Non posso pagare incredibile. l'affitto, non ce la faccio. Lo sfratto quando ti è arrivato, Nicolina? L'ultima è arrivata il 16 di ottobre, l'ultima, qui, che era il precetto che mi intimava praticamente lo sfratto entro il 6 di novembre, però io non ho dove andare con 2 bimbi. Il comune, sono andata in comune, dice che non hanno case. Quando ti è arrivata quella lettera hai chiamato subito in redazione? Sì, quel giorno là ho chiamato quando me l'hanno data. Quando l'hai vista, ti è arrivata, cosa hai detto? Che non voglio andare a dormire in strada con i miei bimbi. Non voglio che i miei bimbi Posso però sottolineare che Certo. il comune di Treviso mai ha messo nessuno a dormire per la strada, nel senso che quindi io sono certa che la situazione di Nicolina troverà una via assolutamente risolutiva, dal momento che, appunto, sottolineo, il comune in altri casi ha sempre tentato e poi trovato delle soluzioni. Certo è che quando ci si trova in questa situazione crolla il mondo addosso. Ci sono dei tempi, perché qui adesso l'ufficiale giudiziario esce fino a 3 volte prima di arrivare con la forza pubblica e che da una volta all'altra addirittura vengono dati 2 o 3 mesi di tempo all'inquilino, diciamo, per trovare alloggio. È evidente che 1 mese, 2 mesi, 6 mesi in una situazione come questa
sono dei palliativi, però permettono appunto all'amministrazione comunale o non so, all'ATER di trovare una soluzione. Quindi io però voglio appunto veramente dirti, cercare di stare tranquilla. Io capisco appieno la tua pena, però ti assicuro che nessuno nel comune di Treviso è mai andato a dormire in macchina, sicuramente non una mamma con 2 bambini. Ecco, questo. E noi capiamo anche Nicolina, perché giustamente la responsabilità dei suoi figli è tutta sulle tue spalle, e quindi inevitabilmente di fronte a situazioni che mettono a repentaglio proprio la sua, anche la salute dei propri bambini, io ti capisco. Noi siamo costretti adesso a fermarci per un'altra breve pausa di pubblicità e dopo torneremo a parlare più ampiamente del problema che vivono molte famiglie, perché tu purtroppo Nicolina non sei l'unica, vero Alessandra? No. E lo faremo subito dopo una breve pausa di pubblicità, tra poco. Eccoci, siamo in studio con Nicolina Migliozzi, questa mamma di 38 anni che purtroppo 1 mese e mezzo fa gli è arrivato lo sfratto perché non riesce a pagare l'affitto di un appartamento a Treviso, un affitto che le costa 400 euro al mese e lei purtroppo ha uno stipendio di poco più di 540 euro al mese. Questo è lo stipendio di una donna che lavora 24 ore settimanali. Tu sei separata, abbiamo detto, hai un leggero contributo dal tuo ex di 200 euro che però ti consentono solamente di pagare la ragazza. La babysitter per tenere i tuoi 2 bambini, lo ricordiamo, Nicolina ha 2 bellissimi bambini di 5 anni. La femminuccia di 5 anni e il maschietto di 28 che però ha anche un problema di salute che è anche abbastanza importante e quindi avrebbe bisogno di un'abitazione diciamo salutare, non certo di vivere in macchina, e questo era il tuo timore. Però abbiamo sentito Alessandra Gava del Sunia di Treviso che ti ha abbastanza rassicurata. Ha detto: qui a Treviso non è mai successo che una mamma nelle tue condizioni possa andare a dormire in macchina con i propri figli. Però Alessandra, stavamo dicendo prima, ci sono situazioni veramente di emergenza. Molte appunto situazioni, come dicevo, e la cosa allarmante è che situazioni normali, quindi persone che avevano uno stipendio e una vita normale, ad esempio pensionati che hanno comprato la casa, quindi sono persone che hanno anche una buona, diciamo, danno il valore giusto al denaro, no? Sono riuscite a risparmiare negli anni, hanno comprato un appartamento, però poi appunto arrivate alla pensione, magari la pensione bassa, una malattia, la necessità magari di spostarsi perché alcune persone, non so, un caso in particolare, questa signora deve andare al centro tumori di Aviano, cioè tu capisci che la strada, anche questa incide, no? Le terapie, perché gli antinfiammatori, gli antidolorifici costano, non so, chiedere l'appuntamento in più al medico costa, tutto questo incide gravemente sulla capacità delle famiglie di fare fronte alla normale vita, cioè ad esempio in questo caso alle spese condominiali. E questo negli ultimi anni, nell'ultimo paio d'anni, cioè non mi era mai capitato di vedere appunto persone non in grado di pagare le spese condominiali. Ecco. Poi un dato che volevo dare è 20 anni fa l'80% degli sfratti era per finita locazione. Cosa significa? Che un contratto terminava, il proprietario aveva necessità di riavere la casa, l'inquilino comunque pagava e nei tempi e nei modi stabiliti dal giudice la casa veniva liberata. Bene, ora gli sfratti sono il 99% per morosità e la grandissima parte morosità incolpevole, come quella di Nicolina. Cioè la impossibilità di pagare l'affitto, non la mancanza di volontà. No, a me dispiace, anche nei confronti del proprietario, dispiace tantissimo per questa situazione, ma io purtroppo non posso pagare perché altrimenti l'affitto glielo pagherei, ma non posso proprio materialmente. Ecco, sottolineo che la grande dignità delle persone come Nicolina, perché avere un debito con il proprietario diventa quasi una colpa.
Quindi se non è involontarietà questa, se non è voglia di, cioè tentare di farcela ma non farcela, io non so cos'altro poter dire, ecco, se non chiedere veramente un aiuto da parte dei servizi sociali e del comune perché si possa veramente dare risposta a casi come quelli di Nicolina. La tua preoccupazione, Nicolina, mentre eravamo in pausa pubblicitaria, è quella per i tuoi bambini. I miei figli. E io l'ho detto anche prima, a me possono sbattermi anche in mezzo alla strada, e i miei figli no. I miei figli sono la mia vita. Ci ho messo 15 anni per averli. Tanto più il tuo bambino piccolo che ha bisogno di una Lui casa. poi mi ha tolto 20 anni di vita, mio figlio. Ne ha superate tantissime, ha una forza di vita che non si può descrivere. Però grazie a Dio è stato operato, ma piano piano guarirà. E avrebbe bisogno di una casa Una casa calda. calda soprattutto, e che non gli cada l'intonaco addosso. Adesso sta perennemente male, praticamente noi passiamo una settimana sì e una no dalla pediatra in ospedale, perché nel giro da agosto fino adesso ha avuto di tutto, ha avuto stomatite, bronchite, tonsillite, raffreddore, influenza e adesso ha di nuovo la tonsillite. Che cosa chiedi, Nicolina? Io non chiedo niente, io voglio solo una casa. Non voglio che mi danno soldi, non voglio che mantengono i miei figli, perché i miei figli vado addirittura a prostituirmi per mantenermeli, per dargli da mangiare, per farli vivere. Io chiedo al comune una casa, non voglio niente, una casa per i miei bimbi. Nicolina, io sono convinta che il nostro sindaco, il sindaco di Treviso, in questo momento ci sta guardando. Siamo certi che sicuramente il tuo appello verrà ascoltato. Alessandra è qui con te proprio anche per darti una mano in quelle che possono essere le pratiche per la richiesta. Fin dal primo momento, quando hai sentito Alessandra, hai detto, lei mi ha dato coraggio, quindi ti raccomandiamo, te lo raccomandiamo veramente con tutta la nostra forza. Sì. Ti raccomando, non mollare, lo devi fare per i tuoi bambini, bravissima, così ti vogliamo. E vedrai che tra un po' di mesi ci risentiremo, ci rivedremo e ci dirai tutto bene, i miei bambini stanno bene e adesso riesco ad avere una vita serena. Sì. Ok? Sì. Alessandra, un grazie per essere stata qui con noi, anche per aver portato un po' la testimonianza di quello che si vive. Il caso di Nicolina è emblematico, ma è una situazione, come abbiamo detto, abbastanza simile a tante altre famiglie del nostro territorio. Grazie e ci auguriamo di rivederci presto con buone notizie per la nostra Nicolina. Storia di famiglia si ferma qui, rimanete con noi però per un'altra storia, tra poco. Eccoci nuovamente con Storie di famiglia. Dopo la commovente storia di Nicolina Migliozzi, un'altra storia decisamente diversa, possiamo sicuramente dirlo, è quella della famiglia di Roberto Bisa, che è qui con noi questa sera. Buonasera Roberto. Buonasera, buonasera. Roberto in realtà farebbe, usiamo il condizionale, il pubblicitario, ma ogni tanto quando gli viene la passione per il volo prende il suo ultraleggero e così, d'amblè, fa il giro del mondo. È vero? Esatto, sì. Con il primo viaggio nel 2013 da Bassano a Sydney in Australia e quest'anno dall'aeroporto militare di Strana ad Ushuaia in Argentina, in Terra del Fuoco, a 1000 km dal Polo Sud. Per cui diciamo che con i 2 voli abbiamo completato il giro del mondo. Diventa più una professione che una passione questa, o sbaglio? No, è una passione, una grande passione.
Una passione che Roberto ha tramandato al suo figliolo Stefano Bisa, che è qua con noi questa sera. Buonasera Stefano. Buonasera. Stefano ha solo 16 anni, ma pensate un po', anche lui ha il brevetto di pilota. Corretto. Tu puoi pilotare un aereo, ma non puoi guidare una macchina, perché sei troppo giovane, è vero? Esatto. Vabbè, aspettiamo un altro po'. E con lui c'è anche la mamma, questa donna coraggiosissima che lascia andare in aereo dalla mattina alla sera sia marito che figlio. Salve Amy. Buonasera. Amy Salvador appunto è la moglie di Roberto, che ci racconterà come ha vissuto sulla terra questi oltre 28.000 chilometri che hai fatto, Roberto, vero? Sì, 28, no, omologati come record 26.000 chilometri in 28 giorni, per cui 28 giorni di viaggio più il viaggio di rientro con l'aeroplano di linea, per cui un mese via da casa. Allora, tra poco ci racconterai com'è stato questo viaggio bellissimo che tu hai fatto ad agosto, certo. Ma vorrei un po' capire, e immagino che la curiosità mia sia un po' anche quella dei nostri telespettatori, ma quando ti è nata questa passione per il volo? Ma io esattamente, ce l'ho sempre avuta dentro, non so dirti esattamente quando è nata, ma io sono veramente uno di quelli che ha provato l'esperimento di volare con l'ombrello dal fienile di casa per vedere se veramente si riusciva a volare con esiti catastrofici, perché, però questa passione è sempre stata dentro di me. Verso i 20 anni ho avuto la possibilità di imparare a volare prima di tutto con il deltaplano, da volo libero, e da lì è nata la passione che poi si è evoluta. Ho volato con il parapendio, sono istruttore sia di parapendio che di deltaplano, ho cominciato poi a volare con l'aliante. Diciamo che l'ultraleggero è stata un po' l'ultima di queste mie passioni, perché ci sono arrivato proprio per caso. E da lì ho scoperto un altro mondo, c'è la possibilità di, con questi piccoli aeroplani, di compiere distanze e voli che erano inimmaginabili per certi versi. Con una buona preparazione invece e soprattutto una buona pianificazione si può andare veramente dappertutto. Tu sei partito da Istrana, dalla provincia di Treviso, Io sono partito il 1° di agosto dall'aeroporto militare di Istrana, e anzi devo ringraziare proprio l'aeronautica militare e il 51esimo stormo di Istrana, il comandante Maurizio D'Andrea, che mi hanno dato la possibilità di usare una pista storica nel cuore di tutti noi appassionati del volo, perché lì è partito anche, non è partita la sfida tra l'F-104, il caccia F-104 e la Ferrari di Gilles Villeneuve, per cui è un aeroporto che ha una grande storia e per me è stato un onore grandissimo. Sei partito da solo, a differenza del viaggio che avevi fatto nel 2013 assieme ad Antonio Forato, vero? Sì, il primo viaggio, io avevo sempre in mente comunque di fare un viaggio in solitaria. È una cosa che avrei sempre voluto fare e che sono riuscito a realizzare. Il primo volo, la prima esperienza con Antonio Forato, anche lì è nata quasi per caso. Ci siamo trovati a parlare di viaggi all'estero, di quanto fosse bello un paese piuttosto che un altro. Antonio Forato, oltre ad essere un grande pilota di rally, è anche un ottimo pilota di ultraleggero, e insieme abbiamo deciso di provare ad arrivare in Australia, una terra che ci affascinava, che Antonio voleva visitare, ma non voleva usare l'aeroplano di linea. Dice: io dentro un autobus con le ali per 20 ore non ci sto, ci andiamo con i nostri, ci metteremo un po' di più, ma comunque ci arriveremo. Da lì è nato questo... Avete provato alla fine? O eravate certi che poi sarebbe andato tutto bene, Roberto? No, io sono certo di quello che faccio. Per me, io sono partito con l'idea che sarebbe andato tutto bene. Era un progetto che portavo avanti da tanti anni, perché Antonio si è aggregato, diciamo, alla fine, ma questa idea ce l'avevo in testa da una quindicina d'anni. Per cui l'ho sempre tenuta lì in quel cassetto, sperando prima o poi di riuscire a realizzarla, di prendere questo aeroplano e dire: ok, adesso vado fino in Australia. Un viaggio che poi vi ha fatto iscrivere un po'
nel Guinness dei Record, o sbaglio? Sì, il primo... Sia quello del 2013 che quest'ultimo? Sì, il primo viaggio, il record precedente era di 16.000 km e io e Antonio l'abbiamo portato la prima volta a 20.126 km. Mentre quest'anno, partendo da, come dicevo, da Istrana, arrivando al sud dell'Argentina in Terra del Fuoco, ho coperto 25.804 km, che è il nuovo record del mondo. Quindi abbiamo un record man qui stasera a Storie di Famiglia, vero Emi? Sì. Come si vive in casa con un uomo da record? Con un po' di ansia decisamente, perché specialmente quando dovevo attraversare il mare al Polo Nord, lì sì, ho avuto dei problemi a gestire l'ansia, diciamo, però fortunatamente poi alla sera attraverso Skype ci si vedeva, mi raccontava la giornata, un po' il programma del giorno dopo, insomma eravamo sempre in contatto e quindi un po' insomma si riusciva. Lo contattavi anche telefonicamente mentre volava? No. O ti limitavi solo al contatto una volta che No, arrivava a io terra? provavo a volte a mandare messaggi, e a volte rispondeva, a volte no. Comunque generalmente da terra lui appena arrivava mi chiamava subito, perché in questo è stato molto bravo e anche appena si poteva via Skype, insomma ci si vedeva da casa. Quindi... Il figlio e il marito hanno il brevetto di pilota e volano, e tu Emi? No, io ho detto che qualcuno deve rimanere con i piedi per terra a casa, quindi bastano loro due. Stefano, tu abbiamo detto, ti vediamo anche adesso in una bella foto che prego il nostro Italo Morao magari di farci vedere. Tu hai preso di recente il brevetto di volo, vero? Corretto, l'8 agosto. Corretto, sembra un Ma quando ti è venuta la passione? Fin da piccolo immagino, quando il papà ha cominciato a portarti in giro? Beh sì, da piccolo avevo anch'io i miei aeroplanini, giocavo un po' con i miei aeroplanini piccolini. Dopo, più di recente, è venuta fuori l'idea, già con la passione che io avevo, anche con papà che diceva proviamo a vedere, non ti porto in questa scuola, guardiamo. E dopo 2 anni fa è cominciata tutta la storia della scuola di ultraleggero, quindi sono riuscito a fare i miei primi voli, il mio primo solista 1 anno fa, un po' di meno forse anche, e dopo sono riuscito a prendere il brevetto grazie a un'ottima scuola, ottimo personale, istruttori, tutto. Ma quando si può prendere quindi il brevetto di pilota? L'età minima è 16 anni. Quindi ho compiuto gli anni il 18 di giugno e poi ho fatto praticamente subito la scuola e sono riuscito a prendere il brevetto prima. Mamma Emi, tanta paura immagino, o no? Ormai sei abituata. sono abituata, sì, prendo un po' con filosofia questa cosa, perché è inutile comunque preoccuparsi. Sì, ovviamente la preoccupazione c'è, però insomma bisogna anche un po' cercare di accettare quelle che sono le passioni, specialmente se sono molto sentite, molto forti. E poi come abbiamo detto, come ha detto prima Roberto, lui quando fa una cosa è convinto di farla bene e sa di farla bene, quindi è sicuro di sé, quindi questa sicurezza ti rincuora molto, immagino. Sì, lui è molto preciso e meticoloso, per cui questa cosa mi dà molta sicurezza, sì. Anche sul volo io so che lui comunque non dà niente per scontato. E questa cosa mi tranquillizza, anche se ovviamente l'inconveniente ci può sempre capitare, però insomma si limita il più possibile. Io so che lui lo fa. Lo fa bene. Lo fa bene. Roberto, allora raccontiamo poi ai nostri telespettatori, perché uno da casa si immagina e vede Roberto Visa con questo ultraleggero che fa il giro del globo. In realtà tu hai fatto tante tappe. Sì, si parte da una... Sei partito da Istrana? Sì, si parte 2 anni prima in realtà, perché la preparazione deve essere meticolosa, devi innanzitutto ottenere i permessi,
per cui devi iniziare un iter burocratico abbastanza pesante, che porta via molto tempo. Permessi per? Per sorvolare, per entrare in altri stati, perché finché siamo in Europa non c'è problema. Quando poi lasci la Scozia e cominci ad andare in Islanda, in Groenlandia, ci vogliono tutti i permessi di sorvolo, come è per tutti gli altri aeroplani. Quindi tu avevi già pianificato il tuo viaggio, Certo. che avresti dovuto iniziare il 1° di agosto del Certamente 2015? sì, è tutto programmato da tempo, cioè si guarda innanzitutto, si parte dalla meta dove si vuole raggiungere, che si vuole raggiungere, si osserva quale potrebbe essere il periodo migliore dell'anno, perché la meteo ad esempio ad agosto da noi è bello, ma magari in Brasile è la stagione delle piogge, per cui si cerca di trovare il periodo giusto per la meteo, per quel giusto periodo. Una volta che hai pianificato tutto, hai messo a punto l'aeroplano, ti sei messo a punto fisicamente e anche psicologicamente per affrontare un viaggio così lungo e stressante, si parte. Allora a quel punto si accende il motore, è finita la preoccupazione e inizia il divertimento. Sei partito tu e Roberto? Io Io e il mio aeroplanino che... Da solo, tu e Syncro, vero? Si chiama Syncro, così sì. il tuo... Syncro è un gran bel ultraleggero, è tra l'altro un prodotto tutto italiano, l'azienda è la Fly Synthesis di Udine che me l'ha dato in uso questo aeroplano per fare questo record. Qua ti vediamo in partenza? No, qui ho già la barba lunga, per cui qui sono già, questo siamo già sopra l'Argentina, per cui siamo già verso la fine. Quindi, allora, riepilogando, sei partito da Treviso. Sono partito da Treviso. La prima tappa qual è stata? In Belgio, vicino alla Manica, dove ho avuto il primo problema, proprio il primo giorno, un atterraggio non proprio perfetto, e ho avuto danni all'elica. Per cui ho dovuto star fermo 3 giorni aspettando che Antonio Forato mi portasse su un'elica nuova. Poi sono ripartito da lì, ho attraversato la Manica e sono arrivato su a... Nel frattempo i permessi che tu avevi fatto valevano più giorni? No, anche lì c'è la difficoltà perché ci sono dei giorni prestabiliti, per cui l'agenzia che si è preoccupata di poi farmi ottenere i permessi veniva giorno per giorno aggiornata per spostare appunto in avanti i permessi di sorvolo, perché avendo perso 3 giorni... Quante ore volavi? Alla media di 8 ore al giorno, dalle 8 alle 10 ore al giorno, a volte 7, comunque la media è intorno alle 8 ore al giorno. 8 ore in cielo 8 senza ore, mai fermarsi? Senza scalo, sì. E se ti capitava, non so, un starnuto, No. qualcosa di imprevisto? No, deve essere tutto programmato, nulla deve essere lasciato al caso, neanche appunto i bisogni... Anche gli imprevisti devono essere programmati. Esatto, per cui devi adattarti alla situazione già prima di partire. Non è che puoi fermarti in mezzo all'oceano perché devi fare la pipì. Non si può. Non si può. Non ho il coraggio di chiedertelo. Non si può. Ci fermiamo per una breve pausa di pubblicità e poi Certo. ci racconterai quei posti bellissimi che hai visto e Bene. che hai trasferito attraverso il telefono a Emi e a Stefano, la tua famiglia che era a casa che ti stava aspettando. Certo. A tra poco con Storia di Famiglia. Eccoci con la storia di Roberto Bisa, quest'uomo, un recordman trevigiano che ha fatto il giro del mondo con il suo ultraleggero tutto da solo lui e il suo Syncro, perché così Sì. si chiama il tuo aereo, vero Roberto? Certo. Ci stavi raccontando della tua prima tappa, già la prima tappa hai avuto una piccola disavventura, c'è stato un problema all'elica. Sì. Emi, da casa quando hai sentito di questo problema che cosa hai pensato? Qua ritorna indietro subito Roberto, o no? Ma no, perché sì, sapevo che in qualche maniera sarebbe riuscito poi a... È troppo cocciuto tuo marito. Sì, è determinato e quindi poi anch'io gli ho detto ormai, insomma, vedi di riuscire a sistemare, di ripartire, poi insomma vedrai man mano, perché insomma ormai era partito e era così giusto è che stata. continuasse, che finisse il suo sogno, insomma, che arrivasse alla Dal Belgio dove sei andato Roberto? Dal Belgio sono salito in Scozia, al nord, proprio al punto estremo della Scozia, a Vic, dove lì sono dovuto rimanere fermo un altro giorno perché pioveva, il tempo era pessimo. Il giorno dopo poi sono ripartito e ho praticamente attraversato l'oceano dalla Scozia fino all'Islanda,
perché a metà c'era una tappa alle isole Faroe, a Vagar, però la meteo era pessima. Per cui, visto che avevo ancora tanta autonomia, ho chiesto autorizzazione a continuare questo viaggio e mi hanno autorizzato, dopo avermi chiesto 3 volte effettivamente quanto avevo di autonomia, perché un ultraleggero di serie normalmente ha 100 litri di carburante che permette 5 ore di volo circa. Io avevo 207 litri, per cui avevo solo i serbatoi maggiorati rispetto a un velivolo di serie, per cui avevo ancora tanto carburante a bordo, e quando ho chiesto di proseguire diritto mi hanno chiesto 3 volte, ho detto, ma la sua endurance quanta autonomia ha? Ho detto, io ho ancora 7 ore di autonomia, ma lei che apparecchio è? Un ultraleggero e ha ancora 7 ore? Sì, ne ho ancora per proseguire. Costruito ad hoc per me, gliel'hai detto? Esatto. Ma gli italiani quando si mettono, vero Roberto? Per cui sì, ho proseguito, ho fatto 7 ore di volo sopra l'oceano e sono arrivato in Islanda direttamente dalla Scozia. Quindi avevi azzurro su e azzurro giù? Completamente azzurro, acqua sotto e cielo sopra. Non c'è mai stato un momento che hai sofferto di solitudine? No, in realtà no, perché in volo c'è sempre qualcosa da fare. Oltre a controllare tutti gli apparati di bordo, hai da fare le comunicazioni radio, e lì c'è anche un po' un problema perché un ultraleggero non ha una radio potente come un aereo di linea, di conseguenza bisognava per forza di cose in mare intercettare un aeroplano di linea che passava. Ecco, questa vediamo proprio la tratta che mi ha portato in Groenlandia. Intercettavi gli aeroplani di linea, per cui chiedevi a loro di riportare al centro di controllo che tu eri ancora lì, insomma, che eri ancora in volo, e la tua posizione in caso tu avessi avuto necessità di un soccorso in mare o qualcosa del genere, insomma. Raccontaci il tuo atterraggio in Groenlandia. Qua vediamo delle foto che mi fanno ancora venire la pelle d'oca. È un posto dove uno non ci andrebbe mai in vacanza, anch'io non però è di un fascino incredibile, sembra la luna sulla terra. Qui proprio sono tutti i pezzetti di ghiaccio, e man mano che si avanza diventano ovviamente sempre più grandi, ed è incredibile, è un posto bellissimo, bellissimo. Stiamo vedendo queste immagini, tu eri da solo e chiaramente qualcuno si starà chiedendo, ma chi sta riprendendo questi video? Questa è la magia delle GoPro, insomma, le telecamere, queste erano autoriprese. Qui vediamo, qui sono proprio nella traversata, qui sono un po' alto sopra le nuvole perché ho trovato un po' di nuvole durante la traversata. Bisogna anche avere comunque l'equipaggiamento per fare la traversata, altrimenti non ti fanno partire, per cui devi avere il bettello di salvataggio. E questa è la Groenlandia, quando sono arrivato in Groenlandia. Dove è atterrato qua? Qua vediamo solamente monti. Qui c'è una pista a Kulusuk, che è il primo paese che si trova arrivando in Groenlandia, dove c'è una pista atterrabile su terra battuta per 1 mese e mezzo all'anno, poi diventa ricoperta di ghiaccio e si atterra comunque lo stesso, però bisogna essere equipaggiati per atterrare sul ghiaccio. Tu hai atterrato nel mese e mezzo in cui si poteva, immagino? Sì, tra l'altro era uno dei giorni più caldi che avevano lì in Groenlandia da molti anni, perché sono arrivato io, era +4, ecco, questo è proprio l'aeroporto di Kulusuk, che si vede tutto in terra battuta, e come si vede non c'era così tanta neve. Ma la gente quando ti vedeva arrivare con questo moscerino, perché poi alla fine è un aereo molto piccolo rispetto agli aerei che possono permettersi di fare viaggi così lunghi, cosa ti diceva? Ma la domanda, soprattutto dagli addetti ai lavoro, dai piloti, ma tu attraversi l'oceano con un motore solo? Ho detto, questo non è che posso mettere su altri motori, questo è un ultraleggero, ha un motore solo, e poi rimanevano stupiti dal fatto che comunque io lo maneggiavo lo giravo con le mani, cioè mi occupavo del rifornimento, di tutto quanto, di tutta quanta la manutenzione. Per cui tanti piloti venivano proprio lì a vedere questo aeroplano così piccolo che però poteva fare queste grandi distanze. C'è anche una tuta particolare che tu hai indossato, vero? Sì, questa è d'obbligo per attraversare, un equipaggiamento proprio per attraversare l'oceano, è una tuta ipotermica che serve per permettere qualche minuto in più di vita in caso di amaraggio, perché sono mari molto molto freddi. Senza questa tuta non si superano i 2 minuti, cioè se ammari muori congelato nel giro di 2-3 minuti. Hai mai pensato che l'aereo potesse cadere? No.
No, assolutamente no, anche perché l'aereo non lo sa che era sopra l'acqua. Per cui no, io ho sempre cercato di natura penso positivo. Per cui ho cercato ovviamente di limitare al minimo i rischi, perché comunque sapevo che ero sopra l'oceano, ero attrezzato per qualsiasi tipo di situazione, però non mi sono mai trovato nella situazione di dover pensare di abbandonare l'aeroplano, insomma. Mi hai detto che la gente quando ti incontrava ti chiedeva come facevi ad attraversare l'oceano con un solo motore. Se quel motore si spegne, che tipo di possibilità ci sono per un pilota? L'aeroplano anche senza motore vola tranquillamente. Il problema è se sei appunto sopra l'acqua e soprattutto se sei sopra l'acqua fredda. Se sei sopra il terreno, bene o male, trovi un campo, un aeroplano abbastanza piccolo per cui si riesce a volare a velocità relativamente basse e trovare delle aree idonee per atterrare. Il problema è appunto se si è sopra l'acqua. Lì bisogna attuare tutte quelle procedure per far sì che insomma, sia un ammaraggio abbastanza soft. L'ultraleggero pesa molto in avanti, per cui 9 volte su 10 si cappotta, per cui bisogna fare una specifica anche preparazione, e lì mi ha aiutato molto anche l'aeronautica militare. Sono andato al centro sperimentale volo di pratica di mare per appunto effettuare dei test per uscita dall'aeroplano. Sei molto preparato e lo eri soprattutto quando sei partito il 1° di agosto. Ecco. Sicuramente. Questo lo capiamo sicuramente. Quante volte hai attraversato l'oceano? Praticamente 2 volte. Al nord, ho fatto sì, dal nord della Scozia fino appunto alla Groenlandia, poi la seconda tratta dalla Groenlandia al Canada. Adesso chiediamo alla Amy, i giorni che stava facendo queste tratte tu a casa cosa facevi? Ma io seguivo la traccia sul sito, che è il sito di Ride in the Sky, appunto c'era la traccia, quindi io vedevo dove si trovava, quindi lo seguivo passo passo, insomma, e vedevo che stava volando e quindi dicevo vabbè, è ancora lì. I potenti mezzi tecnologici comunque, sì, una sorta di WhatsApp in sostanza, no? Sì, che tu vedi sì, quando uno fa l'accesso, quindi qua c'era un accesso costante e continuativo ed eri tranquilla da casa. Sì, si vedeva proprio la traccia che si spostava, per cui sapevo che stava volando e che continuava nel suo viaggio. Tu hai visitato, Roberto, dei posti bellissimi, il posto che ricordi che ha avuto maggior fascino su di te? Ma sicuramente la Groenlandia. La Groenlandia è qualcosa di spettacolare, come dicevo prima sembra la luna sulla terra, è un paesaggio meraviglioso, ma un po' tutti i paesi, io mi lascio entusiasmare dal panorama in maniera proprio completa, anche il sorvolo della foresta amazzonica, che è un posto così inospitale, è bellissimo, bellissimo, come la Pampa argentina. Sicuramente un momento emozionante è stato attraversare le montagne che poi mi avrebbero portato ad arrivare ad Ushuaia, per cui l'ultima tappa. Il sorvolo che vediamo adesso nelle foto delle isole sono panorami che soprattutto visti da una veramente delle cartoline. Sì, poi vissute da solo probabilmente da una posizione privilegiata, perché normalmente in volo sei dentro un aeroplano di linea, per cui non riesci a vedere. Questo è un atterraggio. Sì, qui esattamente stiamo atterrando questo è l'Iguaçu, praticamente l'ultimo atterraggio in Brasile, perché poi anche lì ho avuto la fortuna di avere il permesso di sorvolare sopra le cascate dell'Iguaçu, che sono qualcosa di spettacolare, incredibile. Normalmente questo permesso non viene rilasciato perché ci sono degli elicotteri, degli aeroplani che lo fanno a scopi turistici, per cui se lo vuoi vedere devi volare con loro. Poi sapendo da dove venivo, probabilmente sono impietositi e ho detto vabbè dai, ti lasciamo a volare sopra le cascate dell'Iguaçu, per cui anche quello è stato un bel privilegio. E l'ultima tappa? L'ultima tappa è stata tra l'altro è stata la più lunga,
La meteo mi ha dato indietro quello che mi ha tolto all'inizio, perché all'inizio prima l'elica, poi giornate di pioggia, e per cui volavo un giorno sì, un giorno no. Da quando sono entrato negli Stati Uniti e soprattutto in Argentina, la meteo giocava a mio favore. Io mi trovavo a volare con 60-70 all'ora di vento dietro, per cui vuol dire risparmiare un sacco di carburante, un sacco di tempo. Viaggiavo a 300 all'ora rispetto al suolo, per cui una tappa che doveva essere divisa in due io l'ho coperta in un giorno solo. Ho fatto 1860 km in una sola Con lo stesso tratta. carburante che avessi fatto Sì, certo. per metà. Dallo stretto di Magellano fino a Ushuaia. Infatti sarei dovuto arrivare il giorno dopo e invece continuavo. Sei arrivato un giorno prima? Sì, sono arrivato un giorno prima. E lì a un certo punto ho visto le montagne e ho detto vabbè, a questo punto ci proviamo. E ho fatto quota e sono arrivato a Ushuaia, erano le 3 di pomeriggio praticamente. Chi c'era ad attenderti? Nessuno. Ero praticamente da solo, cioè parlavo da solo, non vedevo l'ora di atterrare, di prendere il telefono e chiamare mia moglie. Dire ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Sì, è stato molto molto emozionante. Quando ho visto la pista ho detto ok, è fatta, anche questa è fatta, ci siamo. E dentro di te questo grosso bagaglio di ricordi, di immagini, di posti meravigliosi che hai avuto veramente la fortuna di riuscire a vedere. Sì, sicuramente. E di goderti da solo soprattutto, sì, no? Sì, io credo sì, la fortuna di poter vedere questi posti meravigliosi. Qua stiamo vedendo l'abbraccio, questo è il momento dell'arrivo. Sei tornato però con un gigante del cielo, vero? Non con il tuo... Eccoti. No, sì, infatti all'inizio era previsto un ritorno in volo, ma avevo perso troppo tempo, per cui ho raggiunto Buenos Aires, dove ho lasciato lì l'aeroplano a dei validi meccanici per farlo tornare con un container, e con l'aereo di linea sono tornato a casa. Stefano, com'è stato l'abbraccio col papà? Abbiamo visto pieno di affetto sicuramente. Sì. Avevi voglia di rivederlo? Dopo tanto tempo, sì. Senti, lo farai anche tu il giro del mondo come l'ha fatto papà Roberto? Beh, non si sa mai, magari inventiamo qualche altra tratta, qualche altro percorso da fare. Vabbè, allora ci vediamo dopo il tuo giro del mondo per un'altra storia di famiglia, cosa dite? Va bene? Il nostro tempo a disposizione è terminato. Roberto, grazie di essere venuto a raccontarci, ci hai fatto tante invidia, grazie ad Emi e grazie al nostro Stefano. Storia di famiglia si conclude qui, grazie naturalmente ai nostri tecnici, al nostro regista Italo Morao, al nostro Paolo Trentina che è qui alla Camera. Noi ci vediamo la prossima settimana.